Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Detto questo, soffiò e disse loro: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. Tommaso, uno dei 12, chiamato Didimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse: se non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi, e non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e non metto la mia mano sul suo fianco, io non credo. 8 giorni dopo, i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro anche Tommaso. Venne Gesù a porte chiuse, stette in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani, tendi la tua mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo ma credente. Gli rispose Tommaso: mio Signore e mio Dio. Gesù gli disse: perché mi hai veduto tu hai creduto, beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Dopo la morte di Gesù, i discepoli sono a porte chiuse per timore dei giudei, ma sono anche impauriti dalla fragilità che sentono dentro. Temono di precipitare nel baratro dell'odio e della vendetta in cui facilmente cade chi ha subito il male, il torto e l'ingiustizia. E il perché è comprensibile. È successo tutto in poche ore. L'arresto del loro capo, il processo farsa che ha subito, l'illusione della sua liberazione al posto di Barabba, la crocifissione e la morte dopo solo 3 ore di agonia, al punto che Pilato si meravigliò che fosse già morto. Si sentono perciò feriti e in gabbia, offesi tanto dal sistema politico al quale non prestavano troppe attenzioni, quanto da quel tempio che volevano riformare, rinnovare e valorizzare per renderlo più trasparente al servizio della comunità e meno soffocato dalle logiche di potere. Non si aspettavano una conclusione così tragica e veloce. L'odio per chi ha condannato Gesù a quella morte violenta e la voglia di vendetta non hanno ancora preso, per fortuna, corpo nella mente e nel cuore dei discepoli, che si trovano a porte chiuse per timore dei giudei. Ma sembra proprio che a questa alternativa non esistano altre alternative. Il porgere l'altra guancia di cui parlava Gesù era certamente per loro diventato un discorso astratto. E la parola perdono, quando si viene investiti da una valanga di odio e di violenza, come quella che ha colpito Gesù e il gruppo dei suoi discepoli, è certamente l'ultimo vocabolo che affiora nella testa di chi tenta di riprendersi dopo il male ricevuto.
Ma non è così anche ai nostri tempi. Per il governo di Israele non è possibile fermare la reazione violenta e vendicativa dopo il brutale e indifendibile attacco di Hamas al popolo di Israele del 7 ottobre. Ma lo stesso si può dire per l'aggressione dell'Ucraina da parte di Putin. Impossibile perdonarlo, inaccettabile la resa, doveroso chiedere e inviare armi perché il conflitto proceda in tutta la sua brutale follia e generi sempre più morti, distruzioni e vittime. E nel piccolo delle nostre relazioni quotidiane dobbiamo dirci la verità, le cose non sono molto diverse. Quante coppie hanno sostituito l'amore o forse solo un po' di innamoramento con un odio distruttivo e mai sazio di fare il male dell'altro? Quanti bambini sono vittime di queste guerre tra genitori che sembrano tante volte non avere mai fine? Penso però anche alla ruggine e alle ostilità che si depositano nelle relazioni tra fratelli, sorelle, cognati e parenti vari per dissidi legati all'eredità, per sgarbi mai risanati, per invidie e gelosie mai spente. E quanti contesti di vita comune e di lavoro sono avvelenati da litigi, conflitti, dispetti, rancori e veri e propri odi tra vicini che rendono un inferno la convivenza e addirittura lo stesso lavoro, persino nelle nostre comunità cristiane. Da contrasti sono spesso ferite che, se non vengono sradicati subito, diventano conflitti prima e forme di odio dopo. Alla luce di tutto questo è più facile capire perché Gesù risorto, dopo aver donato la pace, la shalom, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. Perché ciò che il mattino di Pasqua sta realizzando, dopo la risurrezione di Gesù, è una nuova creazione. Come Adamo è nato dal soffio di Dio, così la comunità cristiana nasce dal soffio di Gesù risorto, che ci consegna lo Spirito di Gesù, che è prima di tutto spirito di pace e di perdono. Senza quel soffio, senza il suo spirito, nessuno di noi riesce a sradicare dal suo cuore la zizzania del rancore e della vendetta o del desiderio della ritorsione per il torto subito. Senza quel soffio dello Spirito Santo che ci cambia dentro il cuore, nessuno di noi troverà mai la pace interiore, cosa non secondaria, perché perdonare chi ha offeso, dicono tutti, è un segno di debolezza, e arrendersi al male che ci aggredisce viene considerato da tanti una vigliaccheria. La vita
ci dimostra però il contrario. Senza perdono le nostre esistenze diventano un inferno. Nel micro delle nostre relazioni familiari, ma anche nel macro dei conflitti mondiali. Senza questo dono che ci scioglie la voglia di vendetta che il male ricevuto fa nascere nel nostro cuore, si diventa, senza volerlo, schiavi dell'odio e si vive male. Perennemente arrabbiati, senza gioia e incapaci di fare il bene. Vale la pena non dimenticarlo. 8 giorni dopo Pasqua, la Chiesa ci ricorda che Gesù risorto ci rende creature nuove, capaci di accogliere il perdono che ci rigenera e in grado di perdonare quanti ci hanno fatto del male. Ed è di questo dono del perdono che abbiamo bisogno perché torni dentro le nostre famiglie, nelle nostre comunità, quella fraternità che è dono di Dio e che da soli non siamo in grado di costruire. Buon tempo pasquale a tutti. La preghiera invece l'ho centrata su Tommaso. Caro Gesù, a me Tommaso è simpatico. Gli altri apostoli hanno paura di farsi vedere e di andare in strada. Sono barricati in casa e a porte chiuse. Lui invece va in giro e non ha nessuna paura di far vedere ai tuoi nemici che è un tuo discepolo. La cosa più bella però è che Tommaso si fida dei suoi amici e accetta il loro invito quando questi lo chiamano per comunicargli che ti hanno visto. Gli altri, barricati tra 4 mura per paura, ti hanno visto risorto prima di lui. La preghiera però più bella l'ha fatta Tommaso, quando ti ha visto risorto, mio Signore e mio Dio. Gesù, aiutami ad essere come Tommaso, coraggioso, ma anche disposto ad ascoltare gli altri e soprattutto insegnami a non giudicare chi non fa le cose che faccio io. Grazie Gesù.